Zitto. Bene, era già da tempo che volevo sentire una ex imprenditrice, la Carla De Conti. Ciao Carla, come stai? Buongiorno Bruno, tutto bene, grazie. Bene, dicevo era un po' di tempo che ti volevo sentire perché sappiamo tutti, ormai sei diventata famosa in giro per il mondo con, con i problemi che ha avuto la tua attività. Tu hai avuto un grande coraggio a affrontare il mondo dicendo che nelle condizioni in cui il piccolo imprenditore era trattato non poteva certamente andare avanti così, specialmente in momenti di crisi commerciale. Questa è una crisi diversa, Carla, è una crisi, è una malattia, è una grave malattia che ha colpito non solo l'Italia ma tutto il mondo. Il coronavirus è una pandemia che ha messo in ginocchio parecchia gente, ha fatto stare a casa parecchia gente e naturalmente le aziende hanno dovuto chiudere per non contagiare e essere contagiati. Come vedi tu questo grave momento, visto che hai già vissuto un periodo di crisi dove la tua attività ha dovuto chiudere? Credo che questo sia un nemico difficile da combattere, anche per me, se anche fossi ancora in prima linea con la mia attività, perché è un nemico sconosciuto, è un nemico subdolo, non ha un nome, però effettivamente non sappiamo ancora bene cosa si nasconda dietro questo nome. Perciò è comunque un problema che ha colpito tutti indistintamente, dal piccolo imprenditore al grande imprenditore. È ovvio che, come in tante altre occasioni, vince il portafoglio quando c'è crisi, perché chi ha un fondo messo via è riuscito ad accumulare, oppure ce li ha perché per meriti è riuscito ad avere un portafoglio abbondante, riesce a sopperire sicuramente meglio del piccolo imprenditore che tira avanti facendo più o meno una patta e non mangiando e vivendo senza riuscire a mettere via. Sicuramente i problemi sono maggiori. Io dico, mi sono trovata in svariate situazioni e questa sarebbe comunque anche per me nuova, perché hai il nemico che è la malattia, che ti può comunque prendere senza che effettivamente tu ne sia consapevole, e poi c'è il problema della crisi, c'è il problema dei soldi, perciò è comunque un problema sul problema. Cosa ti senti di dire ai tuoi ex colleghi imprenditori, vista la tua grinta, come pensi di consigliarli, di stare fermi in questo momento, poi di riprendere, di pensare al futuro? Io penso che ognuno di noi viva le cose sulla sua pelle, nel senso che ognuno di noi guardiamo nello stesso punto, ma vediamo le cose in un modo diverso. È ovvio che se non hai soldi per mangiare, non hai soldi per pagare le bollette, non hai soldi se hai dipendenti, il problema è il problema. Di conseguenza anch'io mi sono trovata ad un certo punto a pensare che era insormontabile il problema dei soldi. Mi sono trovata anche a pensare in un certo momento di togliermi la vita, non lo nego perché sembra impossibile, me ne rendo conto adesso che ne sono uscita e dico come ho fatto a pensare a questa cosa quando la vita è una cosa meravigliosa. Me ne rendo conto adesso che vedo persone che conoscevo averla persa per questo subdolo virus, perciò dico sarà un problema il riprendere. Ovvio che ognuno di noi, ripeto, ha una situazione alle spalle, la famiglia conta tantissimo, perciò i soldi sono solo soldi. Questo mi sento di dire adesso che in qualche maniera mi sto allontanando da quello che era il mio problema economico. Valutare che i soldi sono soldi. Tutto si risolve, le banche, i debiti, vengono dopo. In primis c'è la vita, la salute, La che persona. il tempo che è l'unica cosa che effettivamente nessuno ci rende, il tempo che perdiamo a pensare a come risolvere i problemi è il tempo perso. Dobbiamo imparare a vivere il giorno per giorno, nel senso che prendiamo un problema alla volta,
e poi lo risolviamo. Adesso il problema è uscirne vivi da questa situazione, preservare la nostra salute e quella degli altri. Il problema principale adesso è questo, tutto il resto pian pianino si valuterà al momento. Come pensi sia stato affrontato? Con immediatezza o con un po' di trascuratezza il problema da parte dei nostri politici? Penso che loro come noi al momento, perché ci hanno trasmesso, io penso al nostro presidente Zaia, ci ha trasmesso piano piano tutto quello che effettivamente stava vivendo anche lui. All'inizio è stata presa in un modo perché era una cosa sconosciuta, si pensava, era stato detto, nessuno aveva informato nessuno di come erano effettivamente le cose. È logico che le cose nuove ci trovano impreparati, tutte le cose nuove spaventano, e quando abbiamo cominciato a capire quanto grave era la cosa, dalla parte della regione ha fatto tutto il possibile, perché io mi sento di dire che abbiamo un governatore, un presidente della regione con degli attributi, e sono fiera di averlo anche conosciuto, di averci parlato insieme per i miei problemi, che è stato uno dei pochi che si è interessato, perché un altro al suo posto non so se sarebbe riuscito a tenere in mano la situazione. Per quanto riguarda i vertici, come tutti, perché come tanti, c'è sempre da lamentarsi, però penso che bisogna avere il polso su queste cose qua, non si può fingere che tutto vada bene, poi a un certo punto mollare la corda, bisogna essere ferri come ha fatto il nostro presidente, cioè si chiude, andava chiuso tutto, ma col senno di poi siamo tutti bravi. Adesso per esempio secondo me si sbaglia a dire che sta passando, non sta passando ancora. Io conosco gente, ieri è morto una persona che conoscevo, 73 anni, un carissimo amico, marito di una mia amica, è appena tornato a casa dall'ospedale dopo 3 settimane. Conosco anche una signora che era una mia cliente, anche lei ha fatto terapia intensiva, e non sono persone che hanno 100 anni, per dire, cioè valutiamo che il nemico è ancora qua tra di noi, siamo in tanti a non sapere di averlo in corpo, però effettivamente muovendoci, spostandoci, rischiamo di fare del male agli altri. Io vedo il sole, vedo la gente riprendere un po' a camminare e senza la mascherina. Sono stata al supermercato, come ne avevamo parlato ieri, io ho visto la mascherina. È una forma di rispetto portare la mascherina, anche perché secondo me saremo costretti a portarla dopo. Io non mi sento di uscire libera come prima. Sicuramente ci ha cambiato la vita e ci cambierà la vita ancora per un po' questa cosa. Io posso comprendere la gente che dopo tanti giorni così di clausura, noi poi abituati a un'operatività diversa, noi siamo attivi, noi specialmente noi veneti, ma anche noi italiani, e essere chiusi in casa così diventa un problema. E ho visto anch'io una certa rilassatezza nel comportamento, cioè insomma sta passando, in fin dei conti, dai, fino adesso non abbiamo avuto niente, invece cosa ti senti di dire a questa gente? Ma proprio con cattiveria, perché a questo punto ci vuole fermezza e cattiveria. Ma io sono una che non sono una bocca di rose, andrei giù pesante, direi delle parolacce che magari invidio. Dobbiamo pensare che c'è di mezzo la vita. È vero che se non hai avuto una persona vicina che l'ha persa, o non hai vissuto il percorso del prima, del dopo, del durante, forse non te ne rendi conto, perché come a me che sono stata vittima di furti e rapine, a volte quando parlavo sembrava raccontassi una favoletta. Poi c'è stato che io subito anche il semplice furto in casa, e si è reso conto, mi scriveva, mi chiamava, ma sai che è vero, cioè non dobbiamo arrivare a provarle le cose per capire che effettivamente ci sono. Il problema c'è, la vita è in pericolo, questa gente qua non è che sia reclusa in casa perché ha della malattia e chiusa a letto, cioè si può muovere tranquillamente in casa, e pensiamo che siamo fortunati chi riesce a far da mangiare, perché c'è gente che in questo periodo non ha neanche il bene necessario per far da mangiare, per fare la torta, per fare il pane, per fare... Cioè, riteniamoci delle persone fortunate perché siamo qua a parlarne e stiamo bene. Il problema è chi ne ha uno in ospedale che non vede. Io mia mamma non la vedo da 3 settimane, ha 88 anni, però la sento e sta bene. Dico, siamo fortunati, cioè dobbiamo renderci conto che non stiamo al fronte, non sono i partigiani di una volta che sono costretti a nasconderci, siamo comunque sia lì, tra virgolette, liberi in casa nostra.
ti viene privato forse di uscire a passeggiare o di uscire a far comarò, a far spritz, però queste non sono cose necessarie. Il necessario è vivere e respirare, non con un tubo messo in bocca, respirare per conto tuo è una fortuna immensa, dobbiamo renderci conto di questo. Mi sembrava fino a qualche giorno fa un po' retorica il fatto di ringraziare coloro che sono in prima linea, però visto il numero di medici che ci ha rimesso la pelle perché con passione hanno affrontato, hanno messo a disposizione le loro vite come professionalità, con grande professionalità, come medici, e siamo arrivati a circa un'ottantina di medici, quasi un'ottantina di medici che sono mancati per coronavirus. E gli infermieri in prima linea, abbiamo visto i sacrifici che fanno, la protezione civile, perciò mi sento adesso di finire sempre con un pensiero di ringraziamento verso di loro. Cosa dici? Certo che sì, cioè all'inizio è stata presa anche per loro, sicuramente senza mascherine, senza le giuste protezioni, non si sapeva quanto poteva essere contagioso. Sicuramente anche loro hanno rischiato e rischiano tutti i giorni. Cioè, io ammiro quelli che sono tornati al lavoro, i medici in pensione, i giovani che fino a prima nessuno li guardava, che adesso si sono resi utili e indispensabili. Cioè, bisogna pensare a quanta gente si è messa a disposizione, sta rischiando la sua vita. E noi siamo qui a lamentarci perché siamo chiusi in casa, leggendo un libro, guardando la televisione. Cioè, bisogna imparare ad essere un po' più altruisti e meno egoisti, perché pensiamo sempre a noi stessi e non guardiamo mai il bene che gli altri fanno per noi. Dobbiamo imparare un po' io spero, mi auguro con tutto il cuore che questa esperienza vissuta, ognuno l'ha vissuta a modo suo, insegni qualcosa, però onestamente non ne sono convinta, perché chi nasce egoista muore egoista, perciò spero che almeno gli si ammorbidisca un po' il cuore da tutto questo, ci serva a qualcosa, ripartire con uno spirito ed un cuore diverso. Carla, io ti ringrazio, spero che tu mi dia l'opportunità magari di fare un'altra chiacchierata con te per fare il punto della situazione, magari fra una settimana, magari con più ottimismo, sperando che la cosa si vada a scemare e si vada a risolvere. Io ti ringrazio infinitamente della tua disponibilità e spero appunto di risentirti presto. Bruno, io ringrazio te per questa intervista e per il tuo interessamento nei miei confronti. Certo che quando vuoi sono qui. Grazie Carla, ci saluto. Ciao, ciao, arrivederci.